Ha 1 anno e mezzo di vita ed è stata voluta da un gruppo di genitori per colmare un vuoto lasciato dalla precedente società. Ma la Pallavolo Valsugana vanta già numeri importanti. Abbiamo circa 130 iscritti dall'avviamento alla prima squadra, il che non è da poco per una società che non ha neanche 2 anni. Abbiamo formato la categoria superiore della prima divisione, considerandola un traino per tutto il settore giovanile, e la scorsa stagione, a fronte di come siamo riusciti a crescere, proprio per un niente non siamo arrivati alla promozione. Le squadre di punta della società sono le 2 divisioni, 2 gruppi uniti che possono regalare belle soddisfazioni. La terza divisione è un gruppo che può fare tanto, potrebbe puntare alla promozione magari dall'anno prossimo, visto che quest'anno diventa difficile, e la prima ha una marcia in più. Ci sono atleti che hanno giocato in categorie superiori, si tenta il salto di categoria, speriamo vada bene. Si prova a mantenere comunque in questo gruppo, in questa società, tante ragazze di quartiere che in questa palestra sono già tanti anni che giocano. Conosciamole meglio allora queste formazioni, per voce delle protagoniste. La nostra è una squadra molto unita, siamo un bellissimo gruppo, ci divertiamo tanto e al momento l'obiettivo è di vincere un po' di più sicuramente e di arrivare un po' più su per quanto riguarda la classifica e sì, insomma miriamo ai posti un po' più alti. Se la terza divisione si diverte e punta in alto, la prima, targata il Vecchio Fornaio, non sta di certo a guardare. L'obiettivo è dichiarato. L'obiettivo, insomma, è quello di riuscire a fare un buon campionato, possibilmente la promozione, insomma, in Serie D, e noi ce la stiamo mettendo tutta per riuscire ad ottenerlo. Un atleta ci svela il segreto del successo di una formazione che vince e convince in un campionato che sta andando oltre le aspettative. Sicuramente sta andando tutto benissimo perché abbiamo vinto tutte le partite e sono molto felice. E comunque non avevamo queste grandissime aspettative, perciò anche per questo sono ancora più contenta. Principalmente secondo me la cosa che ci sta aiutando a vincere tutte queste partite è il fatto che comunque al di là di essere un gruppo molto unito in campo siamo anche delle grandissime amiche e sono felicissima di giocare qui perché è il primo anno che comunque mi trovo bene così in una squadra, ho voglia di venire dagli allenamenti e sono contenta per questo. E l'affiatamento del gruppo è la qualità messa in luce anche dall'allenatore Nicola Andretto. Prima di essere una squadra è proprio un gruppo, sono delle amiche fra di loro anche se non vivono tutte nella stessa zona, e colgo anche l'occasione per salutare una ragazza che in questo momento non sta più facendo parte di questo gruppo e si è trasferita in America per qualche mese. Ciao Elena. Ed è un gruppo che ha proprio nella qualità di stare bene insieme che fa negli allenamenti e nelle partite la differenza. Infine una curiosità. Il preparatore della squadra, appassionata di pallavolo da anni nello sport, è anche sponsor della società col marchio Il Vecchio Fornaio. Adesso mi sono riappassionata, soprattutto per il gruppo di persone con cui sto lavorando. Per quanto riguarda l'ambito invece del mio lavoro professionale come il Vecchio Fornaio, c'è un legame di qualità, nel senso che come ditta cerchiamo di unire il nostro nome, il Vecchio Fornaio appunto, con un nome di un gruppo di persone che è il Volley Valsugana, dove si cerca di unire ragazzi di qualità e di voglia di fare, che pensino che lo sport sia qualcosa di genuino.